Tagliare un po' agli enti da una parte va bene perché spesso sprecano, ma i tagli sono indiscriminati e idee su cosa fare mancano. Per esempio l'Italia è piena di siti archeologici che attirano turisti da tutto il mondo, un patrimonio che organizzato come si deve sarebbe una straordinaria fonte di entrate e invece chi ha arraffato anfore in giro per la vetrinetta di casa si ritrova un condono in caldo. La nostra priorità numero 1 è l'occupazione, specialmente quella dei giovani, ma sono usciti dal radar e spesso molti di loro non riescono a portarsi a casa l'indennità di disoccupazione perché chi ha scritto i requisiti ha stabilito come limite un solo contratto a progetto. Se ne hai 2 da 500 euro sei fuori. La Banca d'Italia, secondo la Banca d'Italia, la disoccupazione reale è all'11%. Se non lavori, non consumi e quindi non entrano soldi. E allora come si fa? Si forzano le regole per fare cassa. Per esempio, ti contesto 1.000 euro, me li dai subito, poi se hai ragione tu te li restituisco fra qualche anno. A valutare la bontà di questo principio la Commissione Bilancio presieduta dal senatore Azzolini, che è anche sindaco di Molfetta. Non deve più offendere i consiglieri di maggioranza e gli assessori del GAP facciano tradare. Gli assessori di questa giunta, quando prendono decisioni, sanno che... Si spera che in Commissione Bilancio il senatore Azzolini sia stato più meditativo nell'esame della manovra. Fatto sta che il Senato ha messo a segno il turboaccertamento, che vuol dire che basta l'avviso per prenderci i soldi. L'accertamento deve ancora verificarsi, è come se l'avviso di garanzia venisse scambiato per una sentenza di condanna o un rinvio a giudizio venisse scambiato per una sentenza di condanna. E anche se il contribuente fa immediatamente ricorso, non è detto che il giudice gli conceda la sospensione del pagamento. Oltretutto, nei prossimi controlli a tappeto con il redditometro, il fisco non dovrà provare nulla. Toccherà al contribuente dimostrare che il fisco si sta sbagliando. Ora, la relazione tecnica del decreto legge diceva che in questo modo lo Stato riusciva a guadagnare 3,2 miliardi di euro. Facciamo il caso, per semplificare, che l'amministrazione soccombe per la metà delle volte. 3,2 diviso 2 fa 1,6. 1,6 miliardi che rischiano di essere sottratti all'investimento del contribuente e alla sua capacità di risparmio diretto. A casa mia questo si chiama furto. Il furto magari è un po' più basso, visto che in realtà si sbagliano una volta su 3, ma rimane il fatto: siamo dei sudditi o dei cittadini? È un dubbio che sarà venuto anche a questo cittadino romano, che va avanti inutilmente da 2 anni tra esposti ai vigili e alla procura, per ottenere la demolizione di un edificio che è stato innalzato di fianco a casa sua. Un garage uscendo fuori non tiene più le distanze, ma è anche la costruzione sopra. Cioè, al posto di un piano ce ne stanno 2. Qui la cubatura è il doppio. Allora si è rivolto all'unità organizzativa tecnica del 15° municipio a Roma per segnalare quello che ritiene un abuso. Io c'avevo il sole dalla mattina alla sera, ma a mezzogiorno se ne va. Quindi, no, per me la costruzione sopra può rimanere. Come fa a essere può rimanere? Vi faccio mettere d'accordo a tutte e due. Tu che vuoi? Gli chiederai 100.000 euro di risarcimento danni, lui ti dà, mi hai firmato un pezzo di carta tutte e due, così io sto a posto, sto tranquillo. Ah, questo le hanno detto? Sì, sì. La buona notizia è che prima o poi i nodi verranno al pettine, perché se c'è una difformità tra la planimetria e la situazione reale, diventerà più complicato vendere gli immobili, e questo grazie a una norma inserita in manovra. Per cui il notaio, laddove riscontrasse che la dichiarazione di parte è nettamente discostante da quella che risulta sulla base di un semplice esame della planimetria, il notaio si rifiuta di fare l'atto, quindi prima regolarizza la casa e poi torna dal notaio. Allora viene da chiedersi: chi glielo fa fare ad uno che ha costruito una casa abusiva di autodenunciarsi al catasto aderendo alla sanatoria delle case fantasma prevista in manovra? A meno che non si prepari un condono edilizio. Per il momento l'abusivo si evita alcune spese.
Per voi è una sanatoria? Per noi sì, perché autodenunciandoci sono ridotti i costi da sostenere rispetto all'accatastamento fatto direttamente dall'ufficio. Sono nettamente più bassi. I costi sono ridotti di 800.000 euro e le sanzioni sono al minimo, cioè non si guarda tanto per il sottile pur di far cassa e salvare l'Italia dall'attacco degli speculatori finanziari, il che non è scontato perché la manovra non contiene misure di rilancio come potevano essere la riduzione delle imposte almeno ai ceti più bassi. Molti di quelli che parlano di riduzioni fiscali, di ingegneria di questo tipo, mi sembrano quello che va al bar e dice da bere per tutti. E chi paga? Voi. E invece non è vero. Perché? Perché appunto se diminuisci la spesa pubblica di 25 miliardi, va bene ridurla, quello bravo, però se fai solo quella manovra lì rischi di uccidere la crescita. Bisogna ridurre anche la pressione fiscale, le tasse. In effetti, il Tesoro stesso stima che la crescita nei prossimi 3 anni si smorzerà di mezzo punto di PIL. È come dire che ci diamo la zappa sui piedi. Quindi al momento, con una crescita debole dello 0, quello che è, non è abbastanza, dovrebbe come minimo esserci una crescita al 2%. Quindi anche adesso Per evitare che il debito esploda. Per evitare una situazione Grecia. E come si fa a far crescere l'economia?